Iniziata oggi, 16 giugno, la prova di maturità 2021 per le classi quinte delle scuole superiori di tutta Italia. Questa mattina i primi colloqui orali per ben 500.000 studenti, anche in Veneto sono circa 40.000 invece che dovranno affrontare la prova in questi giorni. Noi siamo stati all'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Verona per incontrare alcuni di loro prima e dopo la prova, non prima però di aver sentito anche una loro professoressa. I ragazzi si sono preparati abbastanza, devo dire che comunque questo esame li facilita particolarmente perché non ci sono gli iscritti. In genere qua all'Istituto Ferraris lo scritto italiano non è proprio quello più apprezzato, però devo dire che stanno andando avanti abbastanza bene. Pochissimi minuti, com'è l'agitazione? Alta. Come ci si è preparati a questo esame? Ho cercato di studiare per una settimana e passa, speriamo vada bene, di ricordarmi le cose. Qui invece abbiamo una maturità andata, com'è andato l'esame? Si spera bene, in teoria sì, bene, insomma. Perché non vi viene comunicato subito l'esito? La mia classe lunedì per esempio, poi a finite tutte le classi vengono comunicate i vari esiti, insomma. È stato bellissimo, giuro, è stata l'emozione migliore della mia vita, passato in un batter d'occhio, veramente. Com'è andato questo colloquio? Tante materie, tanti argomenti, cosa ti hanno chiesto? Ma in realtà no, non è, cioè nel senso ho parlato del mio elaborato velocemente, mezz'ora di elaborato senza preoccupazioni, mai una domanda. Poi italiano, il testo veramente una semplicità assurda e lo spunto è stato un po' complicato perché può chiedere un po' di tutto, però è stato comunque fantastico, ecco. Un altro che ce l'ha fatta, allora com'è stata questa giornata? Diciamo è stata abbastanza dura, impegnativa, ansia da panico e infatti è stato quello che mi ha fatto andare male all'esame secondo me, perché poteva andare molto meglio appunto, però dai siamo positivi, ormai la scuola è finita e niente, come è andata e niente. Qualche giorno di attesa ancora, 2 o 3 giorni, come si vivono questi 3 giorni appunto di lunga attesa? Studiando e vivendo con l'ansia costante di fare l'esame appunto. Basta. E come ci si prepara? Ci si prepara come normalmente, si studia tutti i giorni, si riguardano un po' le cose vecchie che si sono fatte e niente, tutti i giorni sui libri.